Buongiorno a tutti, siamo sabato 23 ottobre, giornata come vedete con foschia e nebbia, vediamo come va, difficile perfino anche vederci, vabbè, ci proviamo lo stesso e partiamo. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Vediamo che ormai cominciamo a essere un po' alla fine, diciamo, per quello che riguarda la caccia al fagiano di quelli nati fuori, però, perché ormai anche le risaie quest'anno sono molto secche, le soie sono tutte secche e stanno trabiando tutte, quindi ormai il territorio per il fagiano ne rimane poco, e anche per i pochi che sono rimasti. Purtroppo quest'anno è una stagione molto secca anche per i beccaccini, qualche volta facevamo anche qualche bel beccaccino con il cane, con le risaie, ma sono secchissime, quindi quest'anno va così.
Porta! 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 Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems Eccolo qua, small. fine, un bel tenebroso. Bene dai, salvato il cappotto anche oggi. Non ha fatto proprio una fermata, ha fatto una bella guidata fino al bordo della soglia, poi è entrata un po' nella soglia, ha un po' puntato e si vede che questo era già fuori al pascolo. Bel fagiano, sembra anche di quelli nati fuori. Bene, purtroppo con il riporto dita qua molto bravo tutto il resto, ma con il riporto ci siamo poco. Non capisco se è perché è capitato che se uccido o ferisco un fagiano distante lei me lo riporta, come se avete visto nel video scorso che io non sapevo dove era. Se invece uccido un fagiano abbastanza vicino, sembra come lei che mi vede e mi dice: beh, sei lì, vai a prendertelo invece di portarlo. Invece se non mi vede me lo porta. Comunque va bene dai, non ci possiamo lamentare, dobbiamo lavorarci molto. Qua. Starolia, una bella padella su una quaglia. Vabbè, pazienza.